molto emozionato e anche perché è una giornata emozionante e unica per Agrigento, un'opportunità che non ci potevamo lasciare sfuggire. Che dire, l'interesse anche del governo nazionale, del governo regionale, della nostra città, del nostro territorio mi emoziona. Abbiamo un dossier ricco di eventi, si parlerà di accoglienza, si parlerà di integrazione e di relazione tra le varie etnie del Mediterraneo. Cultura e accoglienza saranno il tema principale del 2025. Tante polemiche sono scaturite, serve anche bravura per dribblarle. Sì, ma io vado avanti, non ascolto nessuna polemica, dobbiamo dimostrare con i fatti quello che siamo capaci di fare. Ieri sera cosa è emerso sostanzialmente dal vertice in prefettura? Si è data l'idea di un commissariamento verso Agrigento, anche alla presenza di Schifani e di tanti assessori regionali, Sindaco. Assolutamente non è stato un commissariamento, anzi ringrazio il Presidente Schifani per la sua presenza, per aver portato parte della sua giunta, perché il governo regionale è al nostro fianco, è stata una dimostrazione di aiuto, di condivisione anche di intenti. Il governo regionale con il Presidente Schifani a capo seguirà il nostro percorso proprio per darci un supporto fondamentale affinché tutto possa andare per il meglio. Presidente mio, oggi è il giorno clou, inizia finalmente Capitale della Cultura con l'arrivo di Mattarella? È il giorno finalmente d'inizio, oggi la Fondazione inizia le proprie attività e a dare il là a queste attività è proprio il Capo dello Stato, il Presidente Mattarella. Siamo orgogliosi di averlo oggi qui da noi ad Agrigento, è una grandissima gioia perché da anni che non veniva un Presidente della Repubblica e soprattutto è un giorno di festa perché si inizia all'insegna della cultura, un anno di iniziative, un anno di attività, un anno di sinergie territoriali, un anno di innovazione. Dobbiamo seminare per noi e dobbiamo seminare per i nostri figli, fare una grandissima attività perché questo è quello che ci aspettiamo, questo è quello che l'Italia si aspetta. Culturali e sociali della provincia di Agrigento. Agrigento offre alla comunità internazionale la ricchezza del proprio passato, della storia, dell'archeologia, della letteratura, delle arti, tutte, per riflettere insieme sulla costruzione di un futuro capace di ritrovare equilibrio tra armonia e conflitto. Tale ricerca impone una riflessione sulle relazioni tra gli esseri umani e tra essi e la natura. L'altro da noi. Eccellenza, un piccolo saluto per TVA, la Chiesa presente oggi, Don Damiano, a questo evento. Ecco, il vostro punto di vista, voi siete anche partner con Ecclesia dell'evento? Sì, partecipiamo con le attività diciamo, del MUDIA, del Museo Diocesano Agrigentino, con i suoi percorsi di arte e fede, sono percorsi come dire, collaudati, che non si fermano alla sola città di Agrigento ma spaziano su tutto il territorio. Quest'anno in occasione di Agrigento Capitale della Cultura ci sarà una collaborazione con i Musei Vaticani per una mostra, così come l'attenzione già nel mese di febbraio in occasione di San Gerlando, patrono della diocesi, e così via, la Settimana Santa, che è una convergenza di valori religiosi, di fede, di pietà popolare, ma anche di tradizioni popolari che sono vive e partecipate in tutto il meridione e ad Agrigento certamente. Quindi una collaborazione in questo senso che può partecipare a una accoglienza dei turisti e degli interessati che verranno ad Agrigento